Mi permetto di salutare per prima Sua Eccellenza Monsignor Moraglia, che qualifica in maniera particolare questo tipo di convegno. Un convegno fortemente voluto dall'avvocato Pasini e dall'amico procuratore Di Polito parecchi mesi fa. Un evento complesso, con molte motivazioni che partono anche da quelli che sono i bisogni primordiali del cittadino, del paziente, del ritrovare la salute. Ritrovare la salute poi in situazioni anche molto particolari, perché trattiamo di malattie rare, malattie che alla fine non sono interessanti dal punto di vista economico per quanto riguarda l'industria farmaceutica, tranne casi particolari, perché non sono dirette al grande pubblico, ma situazioni invece di nicchia che devono essere curate in maniera adeguata, sia per quanto riguarda la ricerca, per cui ci vogliono scienziati allo stato puro, sia per quanto riguarda poi l'evoluzione anche dell'assistenza, perché sicuramente queste patologie vengono trattate a livello di sistema sanitario pubblico, il sistema che deve essere difeso perché è l'unico garante dell'equità dei principi della Costituzione che sono state elencate all'inizio di questo convegno. Saluto il direttore generale, dottor Dalben, l'amico Giovanni Agliata e chiaramente la dottoressa Michela Calmasini, che non è nuova a organizzare sistematicamente eventi a questo fine. Come ordine dei medici, noi abbiamo appena finito la settimana scorsa tutta quanta un'organizzazione di eventi di salute dedicata appunto al Covid e a quello che è il rapporto psicologico anche all'interno della nostra categoria e da quella delle associazioni dei cittadini. C'è un grande bisogno di solidarietà e di comunicazione. Ci sono nuove forme di comunicazione. Questa è una forma manifesta di come ci siamo trovati qui oggi noi, superando anche i confini logistici importanti. E dai contributi di oggi io mi aspetto che ci sia sicuramente uno spunto e un ricordo in una media, in una comunicazione quasi monotematica sul Covid, a ricordo di tante altre patologie, tra cui questo è oggetto del congresso di oggi, che comunque vanno avanti e che devono avere dei cittadini che si sentano comunque sicuri e tutelati nonostante le situazioni incombenti. Buon lavoro a tutti.